Oggi 190 imprenditori qui a Mestre si sono riuniti per dare il benvenuto a un nuovo capitolo, il capitolo Idomori, che ha messo insieme 35 imprenditori professionisti di questo territorio in un'economia inclusiva, in un modo di lavorare nuovo, cercando di restituire anche al territorio. Noi siamo legati a codici etici, deontologici e dei valori veramente importanti per noi, come quello di dare incondizionatamente agli altri, nella speranza di incontrare qualche imprenditore che abbia voglia di fare quello che facciamo noi. Noi abbiamo il fine, quello di fare bene, fare meglio, fare squadra, fare le relazioni. Questa è la nostra attitudine, questi sono i nostri obiettivi, quello è quello che facciamo. In Italia siamo dal 2003, ci sono già 8.000 imprese, aziende e professionisti che con noi stanno mettendo tutto quello che hanno a disposizione. Ci siamo, lo faremo, passiamo da una fase di crescita e di sviluppo. C'è solo una persona che manca, sei tu. Se sei un valore per noi, vienici a trovare, ti aspettiamo a braccia aperte. Ci siamo trovati oggi, questa mattina, qui al Quid Hotel a Mestre per presentare quello che è il nostro progetto, il nostro modo nuovo di lavorare, ossia uno scambio strutturato di referenze. Cosa intendo? Per noi imprenditori il miglior metodo per lavorare è sicuramente il passaparola, ma fino adesso non è mai stato strutturato. Qui ogni settimana ci troviamo rigorosamente alle 7 di mattina, tra imprenditori, solamente invitati, quindi persone di fiducia, per cercare di creare nuove opportunità di lavoro, stare insieme, ma anche creare business e opportunità di lavoro. Siamo in un mondo dove forse la concorrenza del prezzo è veramente troppo forte e ci troviamo qui addirittura per cercare di sia aumentare il nostro volume d'affari, ma non a lottare con preventivi, ma siamo solamente referenziati e noi siamo qua proprio per questo, per cercare di creare un gruppo di professionisti. Siamo già 35 professionisti, vorremmo aumentare, quindi l'obiettivo è arrivare a 50 professionisti proprio per aumentare il volume d'affari tra di noi, ma soprattutto per fare del bene, quindi è uno scopo anche etico in un mondo dove veramente a volte la fiducia non viene ripagata. Noi non siamo amici, siamo colleghi e professionisti. Perché promuovere il territorio di Venezia e Mestre con la possibilità di avere nuove opportunità di lavoro? Perché oggi il business è cambiato. Avere la possibilità di avere degli imprenditori, dei professionisti che in questa zona collaborano con una sinergia e una modalità di fare business in maniera diversa, dove alla base c'è il valore di poter aiutare le aziende che fanno parte del capitolo, è molto importante. È importante oggi, dove il mondo sta cambiando e le modalità per far business sono totalmente diverse a quelle a cui eravamo legati anni addietro. Questa è la finalità della squadra Idomori, un nuovo capitolo che lavorerà e comincerà ad operare nel territorio dal 3 ottobre con la filosofia di aiutare i membri della squadra.